Buonasera, bentrovati a Primus Inter Pares, l'appuntamento del mercoledì. Come di consueto siamo sulla pagina Facebook, gruppo TV7, puntata che si divide in due parti. Nella prima parleremo di sanità, nella seconda invece parleremo della situazione idrica, praticamente dell'acqua. Ovviamente, visto un periodo lungo che non arriva, cerchiamo di capirne il motivo e se sono dei modi per poter riparare di quello che stiamo vivendo. Nella prima parte abbiamo ospite l'assessore alla sanità della Regione Veneto, Manuela Lazzarin. Buonasera. Buonasera. Grazie, è sempre gentilissimo, devo ricordare. Grazie a voi per l'invito, perché insomma è l'occasione anche per cercare di dare qualche informazione in più e comunicare insomma qual è lo stato dell'arte e cosa stiamo facendo. Certo, infatti il titolo della trasmissione, adesso la regia lo metterà in sovraimpressione, è proprio il punto sulla sanità in Veneto. Iniziamo da qui perché c'è stato un Consiglio dei Ministri, avete fatto delle richieste, ci racconti un po' com'è la situazione, iniziamo da qui. Ma diciamo che questa prima apertura che abbiamo visto appunto con questo provvedimento che è uscito ieri sera dal Consiglio dei Ministri, che non abbiamo ancora in mano, però abbiamo letto un po' le anticipazioni, sicuramente va incontro alle richieste e alle esigenze che hanno posto le regioni. Le regioni, la conferenza delle regioni con il Presidente Fedriga e prima la Commissione Salute, in cui noi tutti gli assessori insomma preposti avevano fatto tutta una serie di richieste legate soprattutto alla carenza di personale per cercare di avere quegli strumenti che ci permettono oggi di poter insomma andare incontro a quelli che sono i problemi, i bisogni, le esigenze. E devo dire che in parte di queste sono state recepite, quindi sicuramente molto positivo. Le più importanti per Sì, allora per quanto riguarda il personale c'è tutto il settore dell'emergenza urgenza dei pronti soccorsi, dove sappiamo che stanno soffrendo tutte le regioni, tutti i pronti soccorsi, e quindi lì c'è la possibilità insomma di impiegare personale anche se non specializzato, ma che comunque ha avuto un'esperienza continuativa all'interno dei pronto soccorsi. C'è la possibilità poi di usufruire, come stiamo facendo adesso, ma in maniera più regolamentata, a quelle che sono insomma le esternalizzazioni, la famosa discorso legato alle cooperative, però con dei controlli specifici e quindi con dei tempi destinati, non per sempre, quindi diciamo temporanee. E poi viene anche inserito qualcosa che è molto forte, io credo, perché viene inserito, adesso dobbiamo leggerlo come è scritto, però insomma dalle prime indiscrezioni che trappelano viene inserito il fatto che se un medico, un infermiere dal pubblico si licenzia per andare poi a fare il cosiddetto gettonista, che abbiamo capito insomma è molto più remunerativa, non può più essere reintegrato nel sistema pubblico. Quindi mi sembra un vincolo molto forte questo. Cioè questo praticamente esce, va a fare quelle famose, chiamiamole cooperative. E poi non è che dopo 2 o 3 anni che è stanco pensa di rientrare o comunque eccetera, sapendo che c'è posto e che i concorsi sono continuativi, ma non può più farlo, e quindi questo è positivo. L'altra novità insomma molto importante che noi avevamo chiesto come regioni era quello delle prestazioni aggiuntive, ossia noi oggi abbiamo la necessità di far sì che i nostri infermieri, i nostri medici possano fare delle prestazioni in più oltre quelle che fanno. Però durante il Covid queste prestazioni erano pagate un tot di tariffa, 60 euro per gli infermieri all'ora e 100 euro per i medici all'ora. Sì, certo. Perché nel regime normale non ci sono queste cifre, sono mi sembra 80 per i medici o 60 per i medici e 32 insomma per gli infermieri. Noi abbiamo chiesto, siccome le regioni hanno necessità, le sanità, di utilizzare questo personale se ha voglia di fare delle ore aggiuntive, ma deve essere pagato il giusto, insomma, e anche ricompensato, di mantenere le tariffe che ci avevano accordato durante il periodo Covid, perché c'è tutto il recupero delle liste d'attesa, eccetera. 100 euro per i medici e 60 euro per gli infermieri, e anche questo è stato inserito. E poi c'è... Quindi, mi scusi, erano state diminuite quindi da qui 100? Allora, prima erano molto inferiori, durante il Covid sono andate a 100 e a 60 euro e sono ritornate. Dopo sono tornate normali, non c'era la proroga di questa misura perché erano legate all'emergenza Covid. Le regioni hanno detto: ma noi, i nostri medici, i nostri infermieri non fanno prestazioni aggiuntive se non gli garantiamo la stessa tariffa oraria prevista negli ultimi anni. È stata ribadita la stessa tariffa oraria, quindi questo dovrebbe aiutarci per lo più a far sì che non avremo centinaia di persone perché sono già tutti molto oberati, però questo aiuta. Qualche soldino in tasca in più. Questo aiuta. E poi c'è la partita legata a tutta la questione dei dispositivi medici, ossia della grande marasma che oggi c'è legato al payback dei dispositivi medici. Noi sappiamo che è entrata in vigore questa norma nazionale del 2015, che non era mai stata applicata in Italia, che prevede che quindi se si supera il tetto previsto,
Le case farmaceutiche dei dispositivi devono rimborsare l'eccedenza ed era più di 2 miliardi e 100 mi sembra per tutta Italia. In Veneto cuba circa 230 milioni, per capirci, quella in Veneto. Le case produttrici dovevano, quindi prima era entro il 31 mi sembra di gennaio, poi è stata prorogata il 30 di aprile, adesso è stata prorogata il 30 di giugno, ma c'è l'impegno del governo a mettere metà dei soldi, quindi metà dei soldi, 1 miliardo circa mi sembra, lo metterà il governo e lo darà alle regioni come rimborso, visto che c'è questa legge, norma di legge che è applicata negli anni 2015-2018, il resto dovrebbero, parliamo sempre al condizionale, metterlo alle case produttrici, insomma alle imprese di dispositivi, e anche questa insomma io credo vada un po' incontro alle esigenze, perché sennò il rischio era quella che le imprese produttrici, dovendo sborsare così tanti soldi, rischiavano di essere chiuse, noi non avere più dispositivi medici, insomma era una questione molto complicata, ecco, da gestire per il futuro. Senta, Assessore, così tra ieri e oggi avrà letto sui giornali che, non so se ha fatto caso, che dei 200 miliardi di euro che il PNR aveva previsto, l'Europa aveva previsto per l'Italia, ovviamente i nostri politici, la prenda come vuole, ovviamente adesso qui non c'entra, poi le chiedo ovviamente il Veneto com'è la situazione e nel caso specifico della sanità, non possono usare 100 miliardi perché non hanno presentato progetti e regole nei tempi dovuti, e quindi a malapena noi riusciremo in un momento di difficoltà economica qual è l'Italia, invece che ricevere 200 miliardi a riceverne 100, letto ieri. Mi domando e domando, non le sembra una cosa un po' strana? Cioè, capita solo qui in Italia che riusciamo a buttare via 100 miliardi? E aggiungo, poi leggerò attentamente anche l'articolo, e oltretutto sotto un aspetto morale, diciamo, sotto un aspetto che poi il governo, la politica ci viene a dire non ci sono i soldi per fare questo, quell'altro, vedi che buttiamo via 100 miliardi, io mi auguro che rimedino, perché non sono riusciti a presentare i progetti o i lavori come avrebbero dovuto fare. Non le sembra un po' che... mi fermo qui perché sarebbe da arrabbiarsi. No, sarebbe sicuramente da arrabbiarsi. Anzi, però io prendo l'articolo sul telefono, io continui pure. Però io credo che noi dobbiamo anche avere una visione di luci e ombre sul PNRR. Io lo vedo per la parte sanitaria e la parte sociale. Allora, una grande opportunità sicuramente per il Paese, però con tempi strettissimi, con vincoli molto molto rigidi, e soprattutto sappiamo che sono investimenti, cioè, che alla fine produrranno debito, e in molti casi sono investimenti in infrastrutture. Poi le infrastrutture devono essere gestite, devono andare avanti, e quindi bisogna capire poi, penso alla sanità, penso a tutto il sistema della medicina territoriale, le case comunitarie, gli ospedali di comunità, le COT, costruiamo gli edifici, non abbiamo il personale per metterci dentro e non avremo i soldi per, comunque, se non ci rimpompono un po' il discorso del Fondo Sanitario Nazionale, no? Cosa succede? Succede che però è arrivata questa mole di investimenti, questa mole di progettazione, in un momento in cui sia gli enti locali tutti, quindi le istituzioni, hanno una carenza di personale molto forte, e quindi io immagino che qualcuno non sia riuscito nei tempi previsti a presentare le progettazioni con le documentazioni, con il grado di progettazione che serviva. Guardi, Assessore, ovviamente non c'entra, certo. Poi le chiedo com'è, però la chiedo a lei, poi l'ho chiesto anche ieri ovviamente a altri ospiti che ha avuto. Trattativa in salita con Bruxelles, il governo è deciso a chiedere più tempo e lo sfogo di un ministro, ritardi incolmabili, dovremmo rinunciare a metà dei fondi. Cioè uno si domanda, si sapeva da molto tempo che bisognava presentare ma è chiaro che la tempistica era molto rigida e molto dettagliata. È altrettanto chiaro che una mole di investimenti così importante non è facile oggi, come sono strutturati gli enti locali, insomma un po' le faccio l'esempio, ma perché è giusto che così ci capiamo molto bene. Io all'interno del PNR gestisco 2 missioni, la missione 6 è quella dei fondi per la sanità, i cui fondi arrivano direttamente a noi, quindi direttamente alla Regione, e la Regione ha pianificato con le aziende sanitarie gli interventi,
quindi li stiamo facendo, insomma stiamo andando avanti con la progettazione, quindi non c'è il problema. La missione 5, che è quella dell'inclusione sociale, io essendo assessore del sociale, quindi mi occupo anche della missione 5, era la missione che prevedeva tutta una serie di investimenti, alcuni infrastrutturali, alcuni disabili, anziani, alcuni invece diciamo più legati a interventi quotidiani di assistenza. Il Veneto era assegnatario di 108 milioni per, mi sembra, circa più di 200 progettualità. Oggi alla chiusura di quelle che sono una prima ricognizione abbiamo presentato come Veneto, ma non l'ha presentata la Regione Veneto perché questa era in capo ai comuni, perché sono i comuni, gli ATS, i soggetti attuatori, hanno presentato progettualità per 80 milioni, quindi vuol dire che abbiamo 20 milioni che speriamo 28 milioni che speriamo di recuperare. L'ho letto, sicuramente non sei, io l'ho letto ovviamente no, perché ma dico, quindi io ho dato il dato anche preciso rispetto a una progettualità veneta, quindi 28 milioni che ancora non ci sono le convenzioni col Ministero e che noi speriamo di recuperare, ma io immagino che i comuni, gli ATS, gli ambiti territoriali sociali non abbiano presentato le manifestazioni di interesse non perché non ritenevano giuste e corrette o aver bisogno di quella progettualità, ma perché non erano in grado in quel momento di presentare una progettualità di questo tipo. Dico, allora oggi è uscito un altro pezzo, dunque dalla Commissione Europea massima disponibilità, dicono trovare soluzioni, ma ci sono anche qui altri limiti che non si possono andare e non le leggo tutte le voci particolari, dalla digitalizzazione alla rivoluzione del verde all'infrastruttura, c'è anche la salute. La salute erano stati stanziati 79 credo miliardi e ne sono stati attuati spesi 0,5%, cioè la domanda, ovviamente ci sono poi gli altri che devono ancora essere spesi. Tipo, io faccio l'esempio per il Veneto, se parliamo tra quelli stanziati e quelli spesi è un conto, perché noi, cioè tipo il Veneto aveva più o meno, adesso ricordo a memoria, circa 500 milioni sulla componente, sulla missione 6, che poi arrivavano a 700 tra gli interventi di case e comunità, però oggi non sono partiti i lavori per la costruzione della casa comunità. No, ma la domanda, la preoccupazione mia da cittadino italiano è che abbiamo una possibilità di avere molti soldi, perché sono tantissimi, e molto probabilmente non verranno usati per un motivo di negligenza, oppure chiamala come vuoi, chiamatela come volete, però sicuramente... le posso fare un'altra sottolineatura? Certo. Lei sa che il PNR ha comunque dato la maggior parte dei fondi alle regioni del sud, tipo noi, le case di comunità, abbiamo dovuto rinunciare erano partite con 101 case di comunità, poi 99, poi 91 perché hanno alzato l'asticella rispetto al sud, perché chiaramente il sud è più indietro e deve avere più fondi. Lì sicuramente... Sì, per esempio non le ho letto perché non c'entra lei, però a Venezia c'era il problema del parco dello sport. Cioè lì quindi, veramente secondo me saranno metà. Io mi auguro di no, ma io sono convinta che saranno quasi in metà. E comunque le faccio una domanda a lei che è una brava politica, e la responsabilità di chi è e di chi sarà quando non arrivano i soldi e vai a chiedere e ti dicono non abbiamo soldi, poi vedi che li abbiamo buttati via? È chiaro che la responsabilità è sicuramente in capo all'ente che doveva fare doveva partecipare al bando, doveva fare la progettualità e l'altra non l'ha fatto. Poi le motivazioni e le giustificazioni possono essere di varia natura, tra cui anche il momento critico a livello di personale, perché noi parliamo sempre di personale della sanità, io mi occupo di sanità, ma anche i comuni stanno soffrendo molto con le figure professionali. Senta, domani viene il ministro dell'interno Matteo Piantedosi per ovviamente perché poi le anticipo, il Veneto è che praticamente una delle poche regioni, forse se non l'unica credo, a non avere il numero unico per le emergenze. Non so se siamo come aveva detto però è una delle poche, diciamo così. Sicuramente siamo rimasti una delle poche, però non so se siamo l'unica. Le altre sono già dotate, esistono 112, però risponde un centralino che risponde ai carabinieri, il SUEM, la polizia, e domani viene questo ministro appunto per attuarlo anche qui in Veneto. Ci vuole raccontare cosa succederà? Domani c'è la visita del ministro Piantedosi per la sigla di questo accordo tra il presidente Zaia e il Ministero degli Interni per appunto le procedure di attivazione propedeutica all'attivazione del numero 112. Non è che noi non abbiamo voluto mettere in atto quella che è una norma che era già vigente, eccetera. Abbiamo anche un po' osservato cosa sta succedendo, cosa succede nelle regioni limitrofe, quelle che hanno il 112, e non è che poi sia sempre tutto funzionante al massimo, perché noi abbiamo oggi un 118 emergenza-urgenza che funziona molto bene, quindi la preoccupazione è quella di dire
abbandoniamo una strada che oggi è conosciuta, funziona, è stabile, per un'altra strada che invece ha bisogno di chiaramente un momento di rodaggio della formazione, perché il numero unico cosa prevede? Che ci sia un operatore che sia formato però a rispondere sia se chiama l'emergenza sanitaria, sia se chiama l'emergenza perché c'è stato un incidente, quindi ha bisogno dei vigili del fuoco piuttosto che delle forze dell'ordine, quindi c'è anche tutto un momento di formazione, smistamento poi rispetto alle varie centrali eccetera, però ci siamo, insomma stavamo già lavorando e domani si accelera questa cosa. Sarebbe meglio avere quello che praticamente è in atto, perché uno chiama il 118, il 112 o il 113, dipende dalle necessità che ha, e così magari potrebbe diventare anche più complicata finché la gente non riesce a memorizzarlo, a praticarlo in maniera corretta. Ma sicuramente finché non entrerà in rodaggio a pieno ci saranno ancora tutte le indicazioni e tutte le possibilità, insomma, di avere i numeri che oggi ci sono. Noi non siamo pronti domani si firma, ma non è che siamo pronti il giorno dopo a dire un numero unico, quindi stiamo costruendo, perché poi ci sono le centrali operative e tutto il resto, quindi stiamo costruendo, però ecco, quello che volevo sottolineare è che non abbiamo, se arriviamo ultimi o comunque tra le regioni, insomma, che non l'hanno ancora applicato, ci è servito questo proprio per capire oggi in altre regioni che sono già partiti, penso alla Lombardia piuttosto che il Friuli, quali sono le cose che non funzionano e quindi andare a intervenire eventualmente anche su questo. Bene, senti, invece una bella cosa è che il Policlinico Universitario di Padova ha presentato un progetto per un percorso di cambiamento di sesso, credo sia un problema, come ha detto anche il Presidente Zaia, un problema di civiltà, insomma una bella cosa, insomma, che questa qui. Ma allora, questa questione... Perché qui siamo un paese un po' bigotto, quindi... No, è una questione che ritorna alla ribalta nel momento in cui c'è un provvedimento e c'è notizia di questo provvedimento. Perché di fatto alcuni percorsi c'erano già all'interno dell'azienda ospedaliera di Padova, quindi seguivano già dei pazienti, forse non facevano tutto il percorso completo, quindi anche con la chirurgia alla fine di ricostruzione e quant'altro, però c'erano già. Noi abbiamo fatto questa delibera in cui abbiamo detto individuiamo a Padova. E perché a Padova? Perché Padova ha già all'interno molte competenze su questo settore e già lavorava su questo settore in un'equipe multidisciplinare e quant'altro, perché noi 3 anni fa, nel 2017, avevamo individuato Abano Terme, no? Come centro di riferimento, però poi ci siamo accorti che era difficile, mancavano molte specializzazioni, molte alte apicalità e specialità, insomma, per il percorso completo, perché è un percorso che sappiamo molto difficile, un percorso complicato, un percorso che ha bisogno di tanti specialisti, e quindi siamo tornati invece a individuare l'azienda che oggi ci offre la maggiore competenza trasversale, quindi multisettoriale e multidisciplinare. Il dottor Dalben quindi ci ha inviato proprio giorni fa, quindi qualche giorno fa, il progetto, dopo averlo concordato con i vari professionisti appunto dell'azienda ospedaliera che devono essere coinvolti. Le mie strutture lo stanno vagliando in modo poi di entrare nella piena operatività. Insomma, abbiamo risolto anche questo problema. Ma sì, insomma, nel senso che oggi ricordiamolo che questo è un LEA, quindi è un livello essenziale di assistenza, e quindi nel momento che a una persona viene riconosciuta la possibilità, perché fa un percorso psicologico, poi anche attraverso il tribunale che concede quindi l'autorizzazione a cambiare sesso, è un LEA, quindi deve essere garantito dal sistema sanitario italiano. Cosa succedeva? Che se qualche veneto andava a fare questo percorso in un'altra regione o anche all'estero, noi dovevamo comunque rimborsarlo, perché ho sentito molti che dicono ma con tutti i problemi che abbiamo adesso ci concentriamo su questo. Non è che ci stiamo concentrando, stiamo applicando quello che è un LEA, un livello essenziale delle prestazioni, livelli essenziali dei servizi, e non togliamo nulla a nessuno. Questo voglio essere molto chiara, cioè non è che perché abbiamo individuato e perché c'è questa progettualità si toglie a qualcun altro o qualcun altro rimarrà indietro in altri settori, assolutamente no. E questa è una bella cosa che ha fatto bene a chiarirla, perché poi dicono, a prescindere dal fatto che chi ha questo problema è un problema grave anche per loro, quindi è un problema, però è giusto che ovviamente venga risolto, e come ha detto giustamente lei, ovviamente ci sono anche le altre priorità e verranno comunque rispettate. Faccio un passetto indietro col PNRR. Sì. Il PNRR, la maggior parte dei soldi ovviamente sono stati messi lì per le costruzioni, definiamolo, cioè sotto l'aspetto pratico, e un po' meno per le risorse umane. La domanda
Nel ragionamento che avete fatto con i ministri, avete chiesto anche se per caso c'è la possibilità di avere un po' di quei soldini per le risorse, oppure quei 60-100 euro che ritornano a chi farà le straordinarie, definiamole così in modo che la gente capisca, sono quelli che hanno fatto sì che vengano usati i soldi in più del PNRR oppure no? No, no, questi sono fondi, da quello che mi risulta, che sono stati messi dal governo, ci vengono riconosciuti, ma sono fondi che noi abbiamo, cioè col fondo sanitario oggi che noi abbiamo, fondo sanitario nazionale e poi la distribuzione regionale, noi possiamo pagarli di più, ma non è che ci stanno dando soldi in più per quelle prestazioni. Altra cosa invece è tutto quello che è legato a recupero liste d'attesa, al discorso dei costi Covid che non ci sono rimborsato, ai costi energetici e quant'altro. Era semplicemente perché la maggior parte dei soldi sono stati messi per opere edili. No, oggi è chiaro, oggi questo è chiaro. Chiedevo, dopo l'incontro, se è stato messo anche sul tavolo di lavoro. Noi l'abbiamo chiesto e abbiamo detto che noi dobbiamo avere garanzia intanto di poter poi strutturare un progetto, perché non può neanche essere messa, non so, ci dicono, facciamo l'esempio, ma potenziate la medicina territoriale, quindi prevedete infermieri, prevedete medici con ambulatori aperti H24, eccetera. Va bene, va benissimo, noi costruiamo tutta quella che è la logistica, poi però dobbiamo avere le risorse per pagare i professionisti, dobbiamo trovarli, dobbiamo pagare i professionisti e non può essere una tantum che ci dite un anno ci date 2-3 miliardi e poi più, cioè deve essere stabilizzato nel fondo sanitario. Che nel tavolo di lavoro con i ministri anche no, gliel'abbiamo detto, non abbiamo ancora avuto non lo so, speriamo di sì, insomma non abbiamo ancora avuto un ritorno su questo. No, perché altrimenti costruiamo, ma se non mettiamo ovviamente le persone all'interno. Io l'ho detto più di qualche volta, rischiamo di avere cattedrali nel deserto. No, è vero, l'ha detto ripetutamente anche in questa trasmissione. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ci rivediamo, rimanete con noi tra poco.